Straordinario fenomeno a Meggiugori, lo sguardo di una statua della Madonna si anima e diventa umano. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un fenomeno straordinario accaduto a Meggiugori che è stato fotografato da un pellegrino. Questo pellegrino si trovava al cospetto di una delle tante statue della Vergine Santissima che ci sono a Meggiugori, come ad esempio quella collocata vicino alla chiesa di San Giacomo, ve ne sono anche altrove a Meggiugori. Non sappiamo di preciso quale sia la statua in questione, sappiamo solo che il pellegrino in questione si trovava a Meggiugori e stava scattando delle foto ad una delle tante statue della Vergine Santa che ci sono appunto in questa straordinaria località. Ed ecco che nel momento in cui è andato a guardare sul suo cellulare per controllare insomma come era venuta la foto che aveva scattato, si è reso conto che uno degli occhi della Vergine Santa era diventato, non era un occhio di pietra, diciamo così, si era animato, era diventato un occhio umano. E veramente ecco è un qualcosa che lascia esterrefatti. Già per esempio ecco era stato notato un fenomeno analogo nella rappresentazione della Madonna di Guadalupe, dove sono state fatte delle indagini approfondite che hanno visto evidenziato come quello della Vergine Santa di Guadalupe sia uno sguardo umano, talmente un occhio talmente vivo che reca ancora impresso in sé quella che è la visuale della Vergine Santa e quindi tutti i protagonisti di quella straordinaria, di quello straordinario episodio che erano il povero Juan Diego e il vescovo locale, quindi le analisi in quel caso anche stabilirono che gli occhi di quelle immagini erano occhi di una persona viva, vera. E anche in questo caso, ecco, come potete vedere dalle immagini che tra poco vi mostrerò, noterete appunto la differenza tra l'occhio sinistro e l'occhio destro, che l'uno appare di pietra, diciamo, e l'altro invece pare assumere proprio uno sguardo vivo, uno sguardo umano, sembra essere proprio un occhio umano. Bene carissimi, allora vi lascio a queste straordinarie immagini, sperando ecco che dalla Vergine Santa di Meggiugori possano scaturire attraverso la contemplazione e la preghiera di questi contenuti tante benedizioni per le vostre vite, per le vostre famiglie e tante grazie, tutte quelle che chiedete alla Vergine Santa e tutte quelle di cui avete bisogno ma magari non lo sapete. A presto carissimi, grazie infinite.